di tutto trapanese nell'anticipo della 14ª giornata di eccellenza siciliana tra Castellammare e Folgore Castelvetrano. Da una parte gli ospiti forti della presenza di Fofana in attacco, ma reduci da 4 KO e 4 pareggi nelle ultime 8 partite di campionato, l'ultima vittoria per i rossoneri risale al 15 ottobre scorso a Casteldaccia, quando la squadra di Colombo espugnò il Fiorilli con il risultato di 1-2. Dall'altra la squadra di Mione, rinforzata sul mercato dagli arrivi del classe 2005 Dario Taibbi e dalla mezzala Gianni Calagna, oltre che galvanizzata dai risultati dell'ultimo periodo, 3 successi ed un pareggio per un Castellammare che vola e comincia ad essere molto seguito sugli spalti di un Giorgio Matranga vestito a festa sia da una parte che dall'altra. Gruppo ultra della Folgore Castelvetrano presenti. E allora mettiamoci comodi per assistere al film della partita tra Castellammare e Folgore Castelvetrano, che sicuramente non è stata indimenticabile sul piano dello spettacolo, ma piena di ritmo, piena di lotta, tanti duelli e molte seconde palle. Una partita dove l'equilibrio l'ha fatta da padrone e il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio. Primo tempo lo aprono i padroni di casa guidati da Mione in panchina e Ba in attacco. Dopo pochi giri d'orologio il Castellammare ha un'opportunità dalla bandierina, ma la spreca colpevolmente, innescando un contropiede velenoso per la Folgore, nel quale proverà ad accendersi il numero 10 Mattias Bargione, ma tutti i suoi tentativi non andranno a buon fine e di conseguenza si salva il Castellammare, ma dopo poco si è già rischiato parecchio. Reagisce il Castellammare con Ba, il suo numero 9, bravo in questa situazione a recuperare il pallone e a progredire verso la porta avversaria, oltre che a mettere il pallone in mezzo, ma la sfera come unico destinatario avrà l'avversario che si salva. Sicuramente un match poco emozionante per quanto concerne le occasioni create da entrambe le squadre, però qui possiamo assistere a una grandissima giocata del neo arrivato Calagna che passa in mezzo a 2 avversari e poi lascia partire un mancino che comunque si spegne sul fondo. Intorno al 12° minuto succede l'impensabile. Chieffo e Ba hanno una discussione. L'attaccante prova a dargli un piccolo pestone al piede, Mione reputa simulazione la caduta del numero 2 rossonero e quindi entra in campo e prova addirittura a sollevarlo da terra. Chiaramente il direttore di gara non può permettergli questo e allora lo allontana dal terreno di gioco e quindi il Castellammare rimane senza il suo allenatore dopo neanche un quarto d'ora di partita e c'è molto amaro in bocca. Torna ad affacciarsi in avanti il Castellammare dopo questo calcio di punizione per la Folgore. Castelvetrano battuto male da Touré, allora Calagna va direttamente in verticale da Ba che protegge davvero centravanti e poi riesce ad andare via a ben 3 avversari, poi lo inseguono tutti, non lo prende nessuno, il numero 9 si accentra un'altra volta, va in mezzo ma stavolta non trova nessuno, c'è Milana sul secondo palo che poi prova a riproporre questo pallone, un po' di confusione nell'area di rigore della Folgore, il Castellammare preme, il gol lo segna Ba ma il direttore di gara insieme al guardalinee alzano il braccio, alzano la bandierina e quindi il gol è irregolare, si rimane sullo 0-0. Crea il Castellammare, prova a ribattere anche la Folgore, sempre con Touré che prova con questo destro dalla distanza ad impensierire il portiere avversario che blocca in 2 tempi. Il primo tempo si conclude sul risultato di 0-0, duplice fischio per il direttore di gara e squadre che vanno negli spogliatoi al culmine di una prima frazione sicuramente nervosa. La ripresa come il primo tempo, poche occasioni, qualche squillo come questo tiro di Ashur, ma la partita cambierà attraverso le sostituzioni di mister Mione. Calagna e Milana abbandonano il terreno di gioco in favore di Mus e Terranova. Questi ultimi infatti saranno i protagonisti del vantaggio del Castellammare. Infatti vediamo questo corner battuto da Musso con il destro, palla che rimane dentro l'area di rigore, calciata perfettamente da Danilo Terranova che sblocca il risultato al Giorgio Matranga al 31esimo sul cronometro, secondo centro stagionale per il classe 2001 e grande festa per lui.
Neanche il tempo di festeggiare il gol dell'1-0 che il Castellammare ha una ghiotta opportunità per raddoppiare, ma la palla in mezzo giocata per Ba è imprecisa, quanto questa conclusione che si spegne ampiamente sul fondo. Spreca il raddoppio il Castellammare, ma la partita rimarrà comunque in equilibrio. La Folgore faticherà tantissimo a creare opportunità da gol. Infatti la squadra di Mione imparerà anche a gestire il ritmo della sfida, aprendosi gli spiragli per chiuderla con questo gol dalla distanza, negato però dalla terna arbitrale che segna la posizione di Terranova, togliendo la gioia della doppietta al 22enne numero 18 del Castellammare. Su questo lancio disperato da parte di Touré arriva il triplice fischio della sfida tra Castellammare e Folgore Castelvetrano, che decreta la quarta vittoria nelle ultime 5 per la squadra di Mione, che vola al quarto posto in classifica a 22 punti. E infatti questi ragazzi si prendono meritatamente l'abbraccio del loro pubblico.